Nel primo trimestre del 2016 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, in lieve accelerazione anche sul quarto trimestre 2015, chiusosi con un più 0,2%. L'aumento nei confronti del primo trimestre dell'anno scorso è dell'1%, un punto netto in più. Lo ha rivelato l'Istat. Bene i settori dell'industria e dei servizi presi nel loro complesso, cala invece quello dell'agricoltura. Dal lato della domanda c'è un contributo positivo della componente nazionale al lordo delle scorte e uno negativo della componente estera netta. Tradotto, stanno ripartendo i consumi interni. Anche in Veneto il dato congiunturale lascia ben sperare per il futuro. Il dato del primo trimestre è un dato incoraggiante, insomma, cioè siamo finalmente arrivati a questo benedetto 1% su base annua rispetto allo scorso anno, marzo dello scorso anno, e adesso abbiamo davanti ancora un lungo periodo del 2016 per portare questo numero ancora più in alto, portarlo all'1,2, all'1,4, cioè a una ripresa che si consolida, perché questo vuol dire non solo più consumi per le famiglie, più reddito, ma soprattutto più lavoro, che è il tema fondamentale sia a livello nazionale sia anche nel Veneto.